La Nuorese questo pomeriggio torna in campo nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. I verdiazzurri alle 15 affronteranno allo stadio Frogheri il Tonara, una sfida andata in onda 2 settimane fa. In campionato è terminata con la vittoria dei verdiazzurri per 2-1. La Nuorese vuole vincere e passare il turno. La società tiene alla competizione, come ribadito dal tecnico Gianni Coccone. È ovvio che l'obiettivo della Nuorese è il salto di categoria e l'approdo in eccellenza. Domenica prossima ci sarà lo scontro diretto con la Dorgalese, una sfida impegnativa di cui dovrà tener conto il tecnico verde-azzurro. Anche per questo la Nuorese farà ampio ricorso al turnover. Del resto la rosa a disposizione del tecnico consente di modificare l'assetto della squadra senza perdere di pericolosità. Sicuramente sarà della partita il bomber Vincenzo Palumbo che a causa della munizione salterà la sfida di Dorgali per squalifica. Per gli altri titolari si valuterà caso per caso, ci sarà l'opportunità di vedere all'opera i tanti giovani promettenti che pure in questo primo scorcio di campionato si sono messi in mostra. Il Tonara dal canto suo non ha una rosa infinita e pertanto sarà costretto a mandare in campo la formazione titolare. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria sull'Usinese, un risultato positivo arrivato dopo un lungo digiuno che ha determinato anche il cambio in panchina con le dimissioni di Micili. Nelle prime giornate il Tonara è andato fortissimo piazzando 4 vittorie consecutive, poi la crisi del rigetto verso il nuovo campionato e la lunga crisi. La squadra comunque ha sempre dato dimostrazione di essere in grado di fare il risultato contro qualunque avversario. Anche per questo la Nuorese non dovrà sottovalutare la sfida. È probabile che il passaggio del turno si decida nella sfida del ritorno, ma per la Nuorese, che ha ambizioni di vittoria finale, sarà bene mettere al sicuro il punteggio al Frogheri per evitare di essere costretti ad una battaglia sul campo del Tonara.